Allora, qua come vedete non ci sono i tappeti perché ieri Pippo ha iniziato ad avere la sua giornata un po', che, insomma, non è stato bene. E oggi no, sembra stare molto meglio, ma lui ogni tot, cosa c'è Pepe? Avevi visto il riflesso? Infatti ho dovuto cambiare anche la tela del divano. E così, insomma, quindi preventivamente ho tolto i tappeti, anche se non mi piace così. Ho tolto anche la cuccia a lettino, perché quella lì se devo, cioè, da lavare è un po' complicata, quindi finché sono quelle cucce là è un conto. Butti in lavatrice, ma quella lì no, quindi ho preferito togliere tutto. Mi ero messa a giocare qui 14:09 del 12 gennaio. Adesso me ne vado da quest'isola, vado su un'altra. Vabbè, niente, mi ero messa a giocare perché sto aspettando che si prepari il pranzo e ci vuole del tempo. Dovrei imparare a fare la sera, però la sera sono talmente stanca che non riesco a concludere niente. Dovrei imparare a preparare tutto prima, no? E così da non dover mangiare tardi poi a pranzo, perché pranzo vuoi o non vuoi ci si sta un po' a prepararlo. Poi dipende cosa. Potevo aprirmi una scatoletta di tonno, mangiare un po' di pane e un po' di verdura fresca che però non ho. Quella sarebbe stata la cosa più veloce. Io ho il pesce nel forno, qui ho la verdura e poi come carboidrato, non so se mangiare un po' di pane giusto per mangiare anche carboidrati o non mangiare niente, non lo so, non lo so. Volendo avrei anche un po' di polenta. Non lo so, vabbè, adesso mi metto un po' a giochicchiare qui, che mi rilassa molto. E il programma per oggi è quello di cercare di sistemare la roba di Natale, perché è ancora lì, all'entrata di casa, è un casino totale e quindi devo cercare di sistemare quella roba lì. E cos'altro? Basta. Questo è il programma per oggi, non so se lo farò. Sto rimandando ormai da una settimana. Non lo so. Non lo so. Vero Pepe? Bello. Bello Pepe, bello. Molto bello. Sì, bellissimo, bellissimo. Aggiornamento alfa. Allora, oggi è l'ultimo giorno di terapia dal veterinario. Quindi oggi, cioè tutti i giorni praticamente mia mamma l'ha portato dal veterinario a fare terapia e aveva sì una brutta infezione all'occhio e quindi niente. Poi deve continuare la terapia a casa, ma dare le pastiglie a quel gatto io credo sarà molto difficile. Antibiotico e cortisone. C'è il pesce che sta cuocendo bene. Fammi vedere. Sì, si sente. Qua c'è la verdura, ma quella avrei dovuto farla in pentola a pressione, solo che l'ho appena lavata oggi e quindi devo aspettare che sia ben asciutta tutta perché altrimenti c'è il rischio che si bruci, quindi deve essere perfettamente asciutta la pentola e siccome l'acqua si ferma anche sul bordino non si riesce a asciugare perfettamente e preferisco evitare di far danni visto che è nuova. Domenica mattina ho la voce un po' così così, meno un quarto alle 9 più o meno. Avevo tanto mal di testa quindi mi sono dovuta alzare per forza e dovevo andare in bagno. Il cielo è così oggi. Che bello. Cosa vuoi? Dove devi andare? Fa freddo fuori, no, no, mo mi fa freddo, non so quanti gradi ci siano. E meno sotto zero di sicuro. Questo segna meno 5, in realtà penso sia anche un po' più freddo. Adesso vado a vedere. Vado a vedere. Non so se accendere già il fuoco. Sinceramente non lo so. Dai, fai un giro. Pepe, lo senti che freddo? In realtà segna meno 7. Quindi non è valido quel termometro. Pepe. Cosa fai? Pepe? Il sole. Però è la Pia dietro le nuvole.
Dai, rientriamo. No, Pippo fa freddo. Fa freddo, allora fa così con le zampe. È freddo, è freddo. Vuoi fare lo stesso un giro o no? Appunto, domenica mattina ho tutta la biancheria da piegare, credo sia tutto asciutto. È tipo lavanderia come al solito, ma d'altronde. Poi con questa si riesce a asciugare molto meglio la biancheria. Anche merito dello stendino, quello alto, però questa manda calore, punto. Cioè, è stato un affare. Comunque, devo sentire, ma penso sia... No, questa è ancora bagnata. Niente. Allora, qualcosa è asciutto, qualcosa è ancora bagnato. Vabbè, perché non ho fatto fuoco fino a tardi, come di solito faccio il sabato. Questi di sicuro saranno bagnati. Sono umidi, dai, perché sono grossi. Vabbè, allora niente, lascio lo stendino così. Adesso do una pulita generale, perché qualcuno gioca parecchio la notte. E cosa c'è per terra? Ah, pelo. Pff. Adesso appena preso l'occhi devo chiamare Franz che vada a vedere se c'è una farmacia aperta. Mi serve assolutamente l'occhi perché non ne ho più. Ho ancora una busta. E quando ho questo tipo di mal di testa, l'unico che me lo fa passare o migliorare è l'occhi. E quindi sono arrivata a casa, ho acceso il fuocherello, ho pulito casa, Pippi è là sotto, Pepe mangia, vabbè, c'è il sole, che bello. Sì, oggi c'è il sole. Oggi è meno velato di ieri. Beh, direi che sì, c'è un po' di velatura leggerissima lì, ma ieri era proprio bruttino poi alla fine. Comunque fa freddo, decisamente freddo. Cioè a mezzogiorno c'era ancora 0 gradi all'ombra, quindi freschetto. Cosa c'è? Il riflesso? Dov'è? Dov'è? Dov'è il riflesso? Guarda, guarda, dov'è? Guarda. Guarda, guarda, guarda. Passione riflessi. Va, le tele del divano, poi io mi lamento che si rompono. È ancora intera. Insomma, fortuna che questa è una roba vecchia, per cui il problema è che si rompe il divano sotto. Oh, io faccio fuoco, mi sporco ogni volta le mani. Ma mi sono appena lavata e che non viene via neanche col detersivo dei piatti sta roba. Ieri, questa forse ve ne siete accorti voi nei video. Ieri mi sono accorta di aver lasciato quella di Natale. E bene, adesso rimane lì. Ho tolto tutto tranne quella decorazione. Mamma mia, che stordita. Ci ha convinta di aver tolto tutto. Me ne sono accorta ieri così per caso. Ho alzato lo sguardo passando. Ho detto no, non è possibile. Vabbè, qui invece da questi vasi ho tolto i fiori di cotone. Si chiamano fiori di cotone? Beh, insomma, quelli là li ho tolti perché quelli si facevano tanto troppo. Così è un po' più neutro, è un po' più per l'inverno. Vabbè, non vedo l'ora di mangiare perché ho tanta fame. Ah, devo svuotare la lavastoviglie che ieri non l'ho fatto. Ecco, allora faccio questo lavoretto. E poi gioco un po' con la Nintendo. Ormai è la mia nuova droga. Guardate lì il cielo. Che roba. Sì, perché ve l'ha detto mia mamma, se no io non me ne sarei accorta. Guardate che roba. Ciao, buongiorno. Stavi per caso dormendo? Pupi. Tu stai un po' zitta. Tu stai un po' zitta. Virgola.
il calfietto, vedi? Sta meglio l'occhio, decisamente meglio, questo di qua, che era tutto gonfio qua sotto, tutto. Adesso è una settimana di cura più o meno, sì. E niente, volevo chiudere questo video facendo vedere Alfa, insomma, che sta decisamente molto meglio, vero? Insomma, cortisone, antibiotico e via, vero? Ci stai un po' meglio, dai, hai ancora un po' l'occhio segnato, eh? Mi sto facendo il caffè latte, faccio merenda e niente, vi saluto e vi aspetto al prossimo video, vero Alfa? Bacino? No? Bacino. Uno. Bacino. No. Ciao.